quando l'arte urbana diventa patrimonio artistico, creando valore, oltre che nell'immagine, anche nello stesso paesaggio urbano, idea già sotto forma di progetto e che vedrebbe il villaggio San Marco a Mestre, con le sue corti, un percorso museale a cielo aperto, la proposta dell'ex assessore all'urbanistica e già presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia, Gianfranco Vecchiato. Nel villaggio San Marco si incrociano da un lato le storie più tipiche degli abitanti, i primi abitanti che furono dei pionieri, qui non c'era nulla, che vennero da sestieri veneziani, a quelli che poi da qui lavoravano nelle fabbriche di Porto Marghera, agli episodi di vita risorgimentale passati qui accanto con il Forte Marghera nei moti del 1848. Idea già sbarcata a Ca' Farsetti sulle scrivanie degli assessori alla promozione del territorio e all'urbanistica Paola Amare e Massimiliano De Martin. Il progetto sulla scia di quello romano del quartiere popolare Tormarancia, già protagonista nel Padiglione Italia alla Biennale d'Architettura di Venezia, quartiere visitato da tutte le parti del mondo e segnalato su tante guide turistiche. E nel 2019, prima della pandemia, visitarono quel quartiere oltre 20.000 tra turisti e curiosi. Allora, perché non dovrebbe avvenire qui che siamo vicini a Venezia, serviti dal tram, in una situazione urbanistica del tutto particolare, con dei racconti che possono essere molto interessanti. Street art al villaggio San Marco anche per una riqualificazione economica del quartiere. Questo villaggio dei murales si realizzasse, si realizzerà, potrebbe far diventare il villaggio San Marco un punto di riferimento a livello non solo nazionale per gli amanti del settore, ma addirittura a livello internazionale.